Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una via molto lunga che collega la circonvallazione con la zona dell'ippodromo. Eccomi in via Civitali. Matteo Civitali, nato a Lucca nel 1436 e morto nella stessa città nel 1502, è stato uno scultore italiano del XV secolo, ma come molti artisti del suo tempo ha operato anche come architetto ed ingegnere. Il suo cognome, Civitali, deriva dal padre Giovanni, originario di Cividale del Friuli. Matteo nacque a Lucca e si formò artisticamente alla scuola fiorentina. Sebbene sia noto principalmente come scultore, Civitali ha svolto anche attività collaterali come architetto. Un esempio significativo del suo lavoro è il tempietto del Volto Santo nel Duomo di Lucca. Nella sua scultura, Civitali partì dai modi di Donatello, rielaborandoli con grande delicatezza. La sua arte ha assorbito influenze da Antonio Rossellino, Mino da Fiesole, Desiderio da Settignano e Benedetto da Maiano. La sua tecnica, influenzata anche dalla scuola romana e quella settentrionale, è estremamente accurata. Civitali era maestro nel trasformare il marmo in un'opera finemente ricamata, dotata di un soave e mistica eleganza. La sua capacità di risolvere la monumentalità con toni patetici e incantanti giochi chiaroscurali ha caratterizzato il suo stile unico. Le sue opere si trovano a Pisa, Lucca, Sarzana e anche nella cappella di San Giovanni Battista a San Lorenzo a Genova. Il figlio di Matteo, Nicolao, ha seguito le orme del padre, dimostrando abilità tecnica ma senza raggiungere lo stesso spirito artistico. Nicolao è stato anch'egli architetto, con opere attribuitegli a Lucca come Palazzo Orsetti e Palazzo Cenami. Il primo fu realizzato accorpando case medievali per la famiglia Diodati, mentre il secondo, commissionato dagli Arnolfini e terminato nel 1530, fu acquistato dal Cenami nel 1605. Il nipote, anch'egli Matteo, si dedicò all'intaglio e alla scultura, continuando la tradizione artistica della famiglia Civitali.